Le indicazioni pastorali per la chiesa di Chiavari analizzate ai tavoli sinodali da oltre 600 diocesani, i documenti redatti da ciascun ambito sottoposti al vescovo Tanasini per la sintesi. Addirittura d'arrivo il progetto definitivo della nuova caserma dei Carabinieri di Sestri Levante, decisa la suddivisione degli spazi nei 3 corpi dell'edificio di Viale Dante, lavori al via entro il 2018. Amministrative a Sestri Levante il candidato numero 1 sulla lista elettorale è Valentina Ghio, sindaco uscente, si propone di portare a compimento in condivisione con la città il cammino già avviato. Stanziati dalla Regione 380.000 euro per Zoagli, Moneglia e Sestri Levante. Le risorse potranno essere usate subito per ripristinare i tratti di litorale danneggiati dalle mareggiate del dicembre scorso. Oggi giornata mondiale dell'ambiente, sempre più plastica abbandonata negli oceani del pianeta. Appello della Lega Navale, basta inquinamento delle acque e più rispetto per l'ecosistema. Buonasera ai telespettatori di Tigullio oggi. Dunque la diocesi si prepara a vivere un momento significativo del proprio cammino e di attività pastorale. La sintesi del lavoro svolto nell'ambito dei tavoli sinodali sta per essere elaborata dal vescovo Alberto Tanasini, che domenica prossima annuncerà le linee guida dalle quali ripartire per un'azione evangelizzatrice che tenga conto delle mutate esigenze della società e delle singole realtà territoriali. Un percorso che è partito dalla sollecitazione di Papa Francesco nel convegno ecclesiale di Firenze 2015 ha coinvolto un numero molto significativo di persone. Sentiamo. La diocesi di Chiavari è composta da 5 vicariati corrispondenti ad aree geografiche costiere dell'entroterra: Rapallo e Santa Margherita Ligure, Chiavari e Lavagna, Sestri Levante e Val Petronio, Sturla e Graveglia, Val Fontana Buona. Il lavoro sinodale dei tavoli ha ulteriormente ampliato la ripartizione del territorio in 8 ambiti, alcuni corrispondenti al vicariato, altri alle grandi città costiere. In ciascuno degli ambiti individuati, per circa 2 anni, dal convegno diocesano 2016 ad oggi, gruppi di laici, sacerdoti, animatori, catechisti, operatori della carità si sono visti periodicamente riuniti in tavoli per favorire l'incontro di diverse esperienze e portare un contributo significativo all'azione evangelizzatrice della nostra Chiesa particolare di Chiavari. È stata per noi una modalità di vivere quell'esperienza di sinodalità che Papa Francesco chiama il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa nel terzo millennio. I tavoli sono stati riferiti soprattutto ai 5 verbi del convegno di Firenze, e dunque uscire, abitare, annunciare, educare e trasfigurare. Il lavoro ha avuto una radice comune in tutte le realtà, partendo da una pagina del Vangelo, la lettura della situazione, l'individuazione delle risorse e degli strumenti ed infine le indicazioni di scelte possibili. Al termine di questo percorso, ciascun ambito ha prodotto un documento sottoposto al vescovo, il quale a sua volta dovrà tracciare una sintesi del lavoro svolto da un numero significativo di persone. Almeno nel primo anno sono state coinvolte oltre 630 persone nei vari ambiti pastorali della nostra diocesi. Ecco, questa esperienza è stata un'esperienza ricca e significativa. Le sintesi che i vari ambiti pastorali hanno prodotto e hanno consegnato lo dicono chiaramente. Domenica prossima l'appuntamento quindi è alle 17 sul Sagrato di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Dalle 17:30 inizierà l'animazione con i vari gruppi della diocesi. Alle 18 è previsto l'intervento del vescovo, si confronterà con le persone presenti in piazza sul documento finale, frutto appunto del lavoro svolto. Alle 19 poi nella cattedrale la Santa Messa di ringraziamento. La festa proseguirà nel cortile del seminario, poi con un momento di convivialità. Voltiamo pagina, è addirittura d'arrivo il progetto della nuova caserma dei Carabinieri di Sestri Levante. In queste settimane si sta completando l'elaborazione dello studio progettuale portato avanti in stretta sinergia con il comando dell'Arma. L'obiettivo prevede la partenza dei lavori entro la fine del 2018. Sentiamo.
1.400 metri quadrati di superficie netta distribuiti nei 3 corpi dell'edificio, nei quali troveranno spazio i comandi di stazione e di compagnia, le zone operative, ma anche gli alloggi dei militari. 2.000 metri quadrati di aree esterne, con i posti auto per i mezzi di servizio e l'accoglienza. Sono i numeri della nuova caserma dei Carabinieri di Viale Dante a Sestri Levante, il cui progetto definitivo ed esecutivo, dopo l'approvazione del preliminare, è in avanzata fase di definizione da parte del raggruppamento temporaneo di soggetti atelier, in stretta collaborazione con i vertici dell'Arma, e i cui lavori, se non ci saranno ostacoli sul cammino attuativo, prenderanno via entro la fine del 2018. Il nostro obiettivo è di iniziare i lavori entro l'anno, anche perché il bilancio comunale prevede proprio un primo lotto di lavori da eseguirsi entro il 2018. Un edificio vincolato dalla soprintendenza, come è stato adattato alle esigenze moderne della compagnia Carabinieri? I 3 corpi, di fabbrica sono stati adibiti: il corpo A, quello su Viale Dante, agli alloggi, alla mensa, ai ritrovi. Il corpo su Via Nazionale sarà adibito a piano terra al comando di stazione, e il primo piano invece sarà adibito alla compagnia, mentre il corpo C, quello trasversale dove è presente il volto, sarà adibito agli alloggi, e 3 alloggi per i comandanti di stazione, radiomobile e compagnia. Quante risorse sono necessarie per completare il progetto e quante sono attualmente a disposizione per poter partire? Il progetto è stato pianificato con tutto il suo budget. Saranno necessari 1.700.000 euro per realizzare quest'opera, che è stata appunto pianificata nell'arco di 2 anni con l'approvazione del bilancio triennale delle opere pubbliche. Attualmente questi edifici ospitano degli uffici comunali. Che cosa sarà di loro? Dove verranno spostati? Sì, gli uffici comunali che ora ospitano appunto servizi sociali, anagrafe, urbanistica, edilizia privata, informatica, saranno spostati nell'edificio in Piazza della Repubblica sopra il comando dei vigili, dove sino allo scorso anno erano presenti le scuole medie. E si è tenuta questa mattina nella caserma Vittorio Veneto di Genova Sturla la celebrazione per il 204° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alla presenza di numerose autorità, il comandante della Legione, il generale di brigata Paolo Nardone, ha salutato tutti i reparti dell'Arma della Liguria e i carabinieri non più in servizio attivo dell'Associazione Nazionale. Nel suo discorso il comandante ha sottolineato come nell'ultimo anno sia calato il totale dei delitti consumati, meno 5%. In particolare si è registrata una diminuzione dei furti, meno 6,6%, delle truffe, meno 7%, e delle rapine, meno 10%, e delle estorsioni, un meno 31%, con un sensibile aumento però delle violenze sessuali, più 30%, e dei reati connessi agli stupefacenti, un più 3%. In tale ambito vi è stata una impennata degli stupefacenti sequestrati, più 30%, con oltre 2.800 kg di droga sequestrata, per la maggior parte hashish e marijuana, e un leggero aumento dei soggetti arrestati. A conclusione della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti ai carabinieri dei vari gradi e delle organizzazioni dell'Arma presenti in Liguria, che si sono distinti in diverse attività di servizio. E torniamo a Sestri Levante. La campagna elettorale sta vivendo le giornate conclusive in vista della consultazione di domenica prossima, dalla quale dovrà emergere il nome del futuro sindaco della città. Nella trasmissione direttamente su ieri sera abbiamo proposto un confronto tra i 4 candidati a sindaco. Da oggi vi proponiamo il loro appello al voto in ordine di estrazione sul manifesto elettorale. Iniziamo dal primo. Il candidato a sindaco estratto per primo sulla scheda elettorale è Valentina Ghio. Nata a Sestri Levante il 5 maggio 1971, è sposata e madre di 2 figli. Laureata in lettere, svolge la propria attività come funzionario della città metropolitana per le politiche del lavoro. Dopo una brevissima esperienza come consigliere comunale a Sestri Levante all'età di 19 anni, è stata assessore alle politiche sociali e della cultura per 2 mandati consecutivi con il sindaco Andrea Lavarello dal 2003 al 2013, sindaco dal 2013 al 2018. Alle amministrative si candida appoggiata dalle liste Viviamo Sestri, Sestri al centro con Calabrò, Cristiani Riformisti, Sinistra in Comune, Valentina Ghio sindaco. I risultati sono arrivati grazie a un lavoro comune con i cittadini, le associazioni, le parrocchie, le categorie, le persone che vivono e rendono viva la nostra città. Penso al lavoro di vivibilità e di animazione dei parchi nei quartieri, al lavoro sui sentieri, al lavoro per le spiagge accessibili o le iniziative del sociale.
Ecco, credo che occorra andare avanti ricordando che votare non è solo un diritto, ma è anche una responsabilità. La responsabilità di scegliere a chi far amministrare la propria città. 5 anni fa i cittadini speravano che io mantenessi le promesse e oggi sanno che l'ho fatto e credo che se me ne daranno l'opportunità continuerò a farlo con loro. Sono stati stanziati dalla Regione Liguria 380.000 euro per interventi di difesa costiera a seguito degli eventi del maltempo e alle violente mareggiate che si sono abbattuti sulle coste del Levante ligure lo scorso dicembre. In particolare, a seguito dei danni che si erano verificati in 3 comuni del Tigullio, sono stati erogati 150.000 euro a Zoagli, 150.000 euro a Seste Levante e 80.000 euro al comune di Moneglia. Con questi finanziamenti le amministrazioni potranno partire immediatamente per ricostruire le zone del litorale danneggiato, soprattutto in vista dell'apertura della stagione estiva e per un pieno utilizzo dei tratti di costa. Nello specifico a Zoagli è previsto il ripristino delle scogliere di protezione dell'abitato e di ricostruzione delle spiaggette Pozzetto, Arenelle, Duca, Marina di Bardi. Si tratta di opere di difesa danneggiate e della ricostruzione delle spiagge esistenti. A Sestri Levante verrà realizzato il ripascimento della spiaggia di Renà e a Moneglia il ripristino della scogliera di protezione del campo sportivo in località La Secca. Quest'ultimo è un intervento di manutenzione straordinaria dell'opera di protezione del campo sportivo. La cronaca ha cercato di rubare un San Germani modello dei cruiser del valore di 150.000 euro ormeggiato nella rada di Portofino, ma è stata fermata da uno degli ormeggiatori e arrestata subito dopo dai carabinieri per tentato furto. È successo ieri pomeriggio a pochi passi dalla piazzetta. Protagonista una cinquantenne di nazionalità britannica, già conosciuta alle forze dell'ordine. La donna, mischiandosi tra i turisti sulla banchina, è salita a bordo dell'imbarcazione di proprietà di una società portofinese, ha liberato gli ormeggi e si è diretta ai quadri di comando, ha trovato le chiavi e una volta messa in moto l'imbarcazione si è diretta verso l'uscita del porto. Uno degli ormeggiatori, vedendo la scena, è riuscito a salire a bordo del natante prima che fosse troppo tardi e a rimpossessarsi delle chiavi per poi lanciare l'allarme riportando l'imbarcazione al molo. Ad attendere l'arrivo della barca i carabinieri e la capitaneria di porto che hanno arrestato la donna che si era già fatta conoscere alle forze dell'ordine nei giorni scorsi. Il 2 giugno infatti era stata deferita in stato di libertà per essersi sottratta al pagamento di alcuni trattamenti estetici per un totale di 150 euro effettuati in un salone di bellezza di Santa Margherita Ligure. La stessa era già stata arrestata lo scorso mese di maggio a Reggio Calabria, dove dopo aver soggiornato in un albergo si era rifiutata di pagare il conto e aveva aggredito alcuni dipendenti della struttura. Dopo l'udienza di convalida dell'arresto di ieri, oggi il giudice del Tribunale del capoluogo ligure ha stabilito per la donna il divieto di dimora nella provincia di Genova. E diventa realtà la sinergia tra l'Acquario di Genova e il Castello Brown. Restiamo a Portofino. 12 pannelli, copia di quelli già presentati nel padiglione dei cetacei dell'Acquario, sono stati posizionati questa mattina in 2 sale del castello che domina la piazzetta. Il progetto è stato curato da Costa Edutainment. I pannelli distribuiti sono dedicati alle 8 specie di cetacei che si possono avvistare con maggiore facilità nel santuario Pelagos, area marina protetta di circa 90.000 chilometri quadrati creati nel 2001 grazie ad un accordo tra Italia, Francia e Principato di Monaco. Si potranno così conoscere le caratteristiche principali di questi animali, mentre completa l'allestimento un decalogo di comportamento da seguire in caso di avvistamento con la propria imbarcazione. E restiamo in tema perché oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Obiettivo è quello di stimolare e sensibilizzare le persone al riciclo della plastica e al rispetto delle acque marine e non solo. Infatti, secondo quanto riportato dalle Nazioni Unite, sarebbero 8 milioni di rifiuti plastici rinvenuti ogni anno negli oceani. Umberto Verna, presidente della Lega Navale di Chiavari e Lavagna, spiega come prendersi cura dei luoghi in cui viviamo. Sentiamo. Noi abbiamo deciso, anche come Lega Navale Nazionale, di non fare qualcosa di specifico nella giornata, perché sono decenni che la Lega Navale Italiana, essendo anche associazione di protezione ambientale, fa attività sul territorio su questo. Noi da 5 anni, da quando sono presidente io, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla plastica in mare e siamo molto contenti che, come avete visto, se ne continua a parlare sempre di più giorno dopo giorno, perché veramente questa sensibilizzazione che è nata 5-6 anni fa, anche qui a Chiavari, partendo anche da Chiavari, in tutto il mondo, sta veramente facendo capire come sia un problema assolutamente da
risolvere a monte con l'educazione, però ormai si chiede tutto un appello a tutti voi cittadini a fare qualcosa comunque di piccolo anche a casa nostra e soprattutto nell'entroterra, cioè di fianco dei bidoni, quando si trova qualcosa per strada, chinarsi un attimino fa anche bene alla schiena, e raccogliere purtroppo quello che qualcun altro ha lasciato in giro è un gesto doveroso, indipendentemente che siamo stati noi o no a farlo. Quello su cui noi stiamo focalizzando la nostra attenzione e cercando di sensibilizzare tutti, noi per primi ma anche voi, è proprio questo, che tutta quella roba che arriva giù al mare arriva dai fiumi. Allora noi abbiamo l'Entella è facilmente monitorabile, abbiamo già ideato un progetto con i quali che abbiamo accennato ai sindaci dell'entroterra, di monitorarlo con dei droni, possibilmente mensilmente. Adesso questo progetto partirà, vedremo un po' anche di avere un supporto da chi oggi ci ascolta e ci vuol dare un supporto sia in pratico che economico, e fare un monitoraggio mensile. Chiaramente individuando sui fiumi punti critici noi sappiamo dove intervenire comune per comune, perché è provato ormai scientificamente che la maggioranza di questo materiale arriva dai fiumi, più grandi sono chiaramente più arriva il materiale. La biblioteca dell'Istituto Ricetti di Rapallo è stata intitolata ad Alessandro Cozzani. Per oltre 10 anni dirigente scolastico dell'istituto e sempre in prima fila nel sostenere l'innovazione all'interno della scuola. Alla cerimonia è intervenuta la moglie Isabella Garassini, a sua volta in passato insegnante del Liceti, che ha donato all'istituto un videoproiettore, un computer e una stampante. Alla professoressa Garassini è stata consegnata una targa in segno di riconoscimento. Sempre ieri sono stati inaugurati 2 laboratori di informatica completamente rinnovati grazie ai computer donati dalla Fondazione Piaggio, che da molti anni supporta il Liceti nell'opera di rinnovamento delle attrezzature informatiche. A ricordo della donazione è stata posizionata una targa al lato della porta di ingresso. La Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio venne costruita a Genova nel 1954 dall'ingegnere Rocco Piaggio e l'anno successivo fu eretta ente morale dall'allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. La prima donazione all'Istituto Ricetti risale al 1976. Nei 42 anni allora trascorsi non ha mai fatto mancare il suo appoggio alla scuola. E nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro sviluppati tra l'Istituto De Ambrosis Natta e il Musel di Sesti Levante, i ragazzi hanno realizzato un documentario intitolato Paesaggi della memoria alla ricerca dei saperi empirici. Domani alle 12:15 nella sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante si terrà la proiezione del documentario. E grande successo per il Festival della Parola di Chiavari. Tra gli ospiti il direttore del secolo XIX Massimo Righi, che ha incontrato alcune classi dei licei Doria di Genova e Marconi del Pino di Chiavari. Si è parlato di informazione e dei modi in cui i giovani si approcciano alle notizie, sottolineando le enormi possibilità e i rischi all'interno degli strumenti digitali. Sentiamo. Sicuramente uno dei punti che è venuto fuori e sul quale io rimarco sempre una sottolineatura è la necessità di dedicare tempo all'informazione, perché il pericolo più grosso è la superficialità nell'informarsi. Ci sono 1000 modi per informarsi, chiaramente i giornali fanno un'informazione, parlo di giornali di carta ma non solo, anche alcune testate online fanno approfondire, dare più qualità, più conoscenza, più possibilità a chi legge di comprendere quello che succede rispetto a una notizia che magari si è letta su una testata online in maniera più rapida. Bene, questo è un modo di informarsi che richiede un po' più di fatica, ma allo stesso tempo ci fa essere più a conoscenza delle situazioni reali. Sono gli strumenti che hanno cambiato il modo dei ragazzi di approcciarsi alle notizie o sono proprio i ragazzi che sono diversi rispetto ai giovani di un tempo? Beh, chiaramente l'offerta, il bouquet delle fonti di approccio all'informazione sono tali e tante e variegate che è evidente che è cambiato il modo di avvicinarsi all'informazione, ma come dicevo sono cambiati anche i tempi. Quando intendo i tempi intendo il tempo che si dedica all'informazione.
Il tempo lo si può dedicare anche se ci si informa online, non è che l'informazione online o vedere un canale YouTube quindi avanzando velocemente o fermandosi e poi riprendendo dopo quello che si sente trasmesso da chi ci sta informando sia un modo assolutamente non idoneo per informarsi. È un modo a cui si deve dedicare l'attenzione giusta per capire cosa sta succedendo e possibilmente andare un po' più a fondo, cioè far capire ai giovani che esiste un modo di informarsi che è più in profondità. Formarsi un'opinione è importante, formarsela in maniera consapevole lo è sicuramente di più. E delicato intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e del personale sanitario del 118 Tigullio Soccorso questa mattina a Ne, dove un uomo di 59 anni del posto, in evidente stato confusionale, è salito sul tetto di un palazzo che si affaccia su Piazza dei Mosto, minacciando di buttarsi di sotto. L'allarme è scattato intorno alle 9:30. Sul posto è arrivato anche da Genova il carro teli. Fortunatamente non ce n'è stato bisogno, grazie al lavoro di mediazione e di contatto instaurato con l'uomo. I soccorritori sono riusciti a convincerlo a desistere dal suo intento. Una volta sceso autonomamente è stato affidato alle cure dei sanitari e ricoverato per accertamenti all'ospedale di Lavagna. Durante le operazioni è stato necessario interrompere la viabilità lungo la strada provinciale della Val Graveglia. La 180 compie 40 anni, l'assistenza psichiatrica tra ieri e domani. È il titolo del convegno che si è svolto nei giorni scorsi all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. Organizzato dall'ASL 4 Chiavarese in collaborazione con ALFAP, Associazione Ligure Famiglie e Pazienti Psichiatrici, e la consulta del Tigullio per i problemi dei portatori di handicap, la giornata di studi ha visto alternarsi numerosi relatori che hanno affrontato il tema della legge Basaglia, la prima al mondo che ha decretato la fine degli ospedali psichiatrici in Italia e le sue conseguenze sul sistema sanitario nazionale. Tra questi ospiti il professor Bruno Orsini, psichiatra, relatore ed estensore della riforma del 1978. Il suo intervento e quello di tutti gli altri medici che si sono alternati nella trattazione della tematica saranno trasmessi questa sera su Telepace 2 al canale 85 a partire dalle 21:35. Le relazioni sono anche presenti nella sezione convegni del nostro canale YouTube e sul sito internet www.teleradiopace.com. E ha preso il via la seconda edizione di Refugees on Air, il laboratorio web radio realizzato dal Villaggio del Ragazzo in collaborazione con Radio Randall in occasione della giornata mondiale del rifugiato del prossimo 20 giugno. Protagonisti proprio i rifugiati ospiti del centro di accoglienza straordinaria e del servizio SPRAR del Tigullio. Sentiamo. Quanto sono importanti le relazioni interpersonali e cosa significa essere rifugiati in Italia. Sono questi alcuni dei temi che gli ospiti dei centri di accoglienza straordinaria e del servizio SPRAR del Villaggio del Ragazzo proveranno a trattare nell'ambito del progetto Refugees on Air 2.0. Rifugiati in Onda non è altro che un vero e proprio laboratorio radiofonico messo in atto in collaborazione con la web radio, Radio Randall e il Centro Giovani Chiavari. Quest'anno sono stati in molti a partecipare e questo laboratorio verrà testimoniato tramite un video che gireremo in queste settimane di lavoro, che verrà proiettato poi in occasione dell'evento proprio del 20 giugno di quest'anno. Il laboratorio consiste principalmente in diversi incontri, i primi cosiddetti di teoria dove partecipano appunto tutti i ragazzi, quindi un incontro due incontri di gruppo, durante i quali ci sarà la presentazione del progetto, dopodiché un'infarinatura generale delle nozioni base per tecniche di conduzione, insomma, di una trasmissione radiofonica. Dopodiché per ogni singolo o coppia di ragazzi avverranno una serie di incontri cosiddetti di pratica, dove insieme a me ed Emanuele stileremo un po' la scaletta della puntata, quindi con l'argomento portato dai ragazzi, e prepareremo la puntata insieme per poi fare una vera e propria registrazione dove i ragazzi si caleranno nel ruolo di speaker, quindi speriamo che sia una bella esperienza per tutti. A tutti i partecipanti è stata data la possibilità di scegliere quale argomento trattare e se fare la puntata da soli in coppia. In questo modo avranno loro la possibilità di esprimere quelli che sono i loro interessi, le loro passioni e i loro desideri. Speriamo che, anzi siamo sicuri che sarà un'esperienza meravigliosa e speriamo di poterla replicare in futuro. Auguro e spero che i nostri utenti siano felici di entrare in contatto con una nuova realtà per loro sicuramente, ma non solo, attraverso questa ritrovare anche delle tematiche per loro importanti, quali la vita, l'amore, la vita di un rifugiato in Italia.
E domani gli allievi delle classi quinte delle scuole elementari di Cogorno parteciperanno alla manifestazione Bici in Scuola dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Adriano V. Saranno presenti Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Polizia e Carabinieri per svolgere alcune dimostrazioni. Lo scopo della mattinata è sensibilizzare i ragazzi sui temi dell'educazione stradale, sia come ciclisti che come pedoni, e sui temi dell'educazione civica. Nella nostra scheda adesso altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 6 giugno. Per la fine dell'anno scolastico, gli alunni delle scuole elementari reciteranno la commedia dialettale Un castello pin de bugie. Inizia alle 14.30 nel teatro parrocchiale di Santa Vittoria a Sestri Levante. Prende il via il progetto formativo Una giornata in musica, promosso dal CIF, il Centro Italiano Femminile. I corsi si terranno dalle 14.30 alle 18.30 all'Istituto Giannelli di Chiavari. Ultimo giorno per la mostra degli elaborati dei corsi di acquerello, maglieria, patchwork del circolo Amici di Villa Rocca. Apertura dalle 15 alle 19 nella sede del circolo a Chiavari. Nell'ambito del progetto Appunti fuori classe, piccoli giornalisti crescono, si terrà la premiazione del concorso La vita è bella, non bulla, dalle ore 17.45 all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Il ciclo di incontri Mondovisioni, i documentari di Internazionale, volge al termine. L'ultimo appuntamento con la proiezione di Boiling Point di Elina Hirvonen alle 20.45 nella sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. E infine alle 21 all'Auditorium Vittorio Rossi di Santa Margherita Ligure si terrà la proiezione di Iceland a cura di Simone Patrone e Francesco Carocci, con la regia di Danilo 40. E sempre domani alle 19.30 al Golf Club di Rapallo si svolgerà la giornata conviviale del Panathlon Club Tigullio Chiavari. Sarà presente una delegazione dei ragazzi della cooperativa Il Sipario con il loro presidente Carlo Martelli Salvelli, che racconterà ai presenti la sua esperienza con un intervento intitolato Sui Sipario, conquiste di vita, sport e lavoro al di là di ogni barriera. E con questo appuntamento si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani alle 7.30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello. Alle 12.45 la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.